alzate le mani, No, no. Ti piace? Il ringraziamento però adesso in toto e per tutto va alla Charlie Evans, l'art director di questa grande serata, di colui che organizza questo concorso, e ovviamente assieme a lui Domenico Poggiana per la parte commerciale. Quindi non siate avidi e tirchi di applausi, che ci piacciono, soprattutto servono alle nostre ragazze. Non posso non ringraziare veramente con il cuore l'art director del backstage, la signora Graziella Scortegagna, che veramente non sono giorni ma di più sta curando tutto il backstage, cura ogni minimo particolare e soprattutto riesce a tenere a bada tutte queste donne che ci stanno dietro. Ringraziamo il nostro videomaker Odino e dopo ovviamente i nostri fotografi ufficiali della serata, a partire da Federico Bolzon, Ettore Zampetti e Federico Badoer. Vorrei presentarvi Valentina Fabbri. Valentina è la vincitrice della quinta tappa Fiesto d'Artico presso l'hotel Magia del Brenta. Ha 23 anni ed è di Marostica. Ragazzi, io vi prego di applausi, cioè siamo in una location spettacolare, stiamo accogliendo la prima bellezza, dobbiamo fare questo piccolo sforzo. L'applauso. E assieme a lei la nostra madrina di serata è Eleonora Perusin. Eleonora è la vincitrice della quarta tappa Romano Lezzellino presso il caffè Alba, ha 18 anni e ci raggiunge da Loreggio. La lady, la signora Gloria Rosa. Lei è vincitrice della settima tappa che si è svolta a Montegrotto Terme presso l'hotel Mioni, ha 44 anni ed è di Montecchio Maggiore.
Concorrente numero 24, Deborah Boston. Claudia Scotto. Le persone andiamo a premiare per la classifica del Lady over 47 anni la concorrente numero 17 Sonia Zordan. È la concorrente numero 6 Melissa Lorenzetto. Numero 3 Anna Sofia Benettolo. Valentina Campese. Il 4 Laura Colomba. È la concorrente numero 10 Nicola Perlini. E questa è la